Se raggiungono i numeri se ne prenderà atto e si andrà a votare. Raffaele Lombardo replica così ai promotori della mozione di sfiducia presentata da PDL, PID e Grande Sud. Una mozione, ribadisce dal suo blog, partorita da chi non ha argomenti e scaraventa sul governo rancore ed odio, perché, aggiunge, abbiamo tolto dalle loro mani il giocattolo. Abbiamo tolto il giocattolo di mano a queste persone. Il giocattolo di mano era lo sperpero continuo del denaro pubblico, lo sfascio della Sicilia, della regione siciliana, l'assunzione degli amici a scapito di chi invece è costretto ad andare a cercare lavoro fuori. Scusate, si può non sfiduciare la riforma della sanità che ha contratto i costi? Volete che non diano la sfiducia i promotori, coloro i quali hanno concepito il sistema dei termovalorizzatori, infiltrato di malaffare, di rapina e di mafia? E Lombardo tocca altri punti oggetto della mozione, a cominciare dalla formazione professionale e dalla gestione delle società. Parlano di formazione professionale. Abbiamo portato sul Fondo Sociale Europeo una formazione professionale che non so se ci è costata 4-5 miliardi di euro e che sulla pelle della povera gente o della gente meritevole ha reclutato, mi spiace dover dire, ma da 2.500 a 8-9.000 sono passati negli anni 2004, 2005, 2006 e si lamentano di Sicilia Servizi, dove c'erano dirigenti che percepivano anche oltre 400.000 euro l'anno, che io ho inteso liquidare una volta per tutte avendo scoperto come andavano le cose. Infine l'appello all'UDC, partito che non ha firmato la mozione ma che potrebbe essere pronto a votarla in aula. Non aggiungono partiti che non hanno firmato nessuna mozione di sfiducia come l'UDC, con cui mi auguro, come dire, di riprendere il filo di una collaborazione, anche a cominciare dal ritrovarci insieme attorno al candidato sindaco di Palermo e per carità valorizzando, come è giusto che sia, le loro proposte.